Che la Lega di Bossi e Rocchetta abbia furoreggiato nella Marca è ormai fuori di dubbio, ma analizzando nel particolare un altro dato balza ineludibile all'occhio. Il killeraggio dei partiti ad opera della Lega ha fatto sentire un peso davvero determinante nella sinistra Piave, che ha infatti prodotto diversi onorevoli pronti per Montecitorio, tutti nuovi. Tra gli altri Fabio Padovan, piccolo imprenditore coneglianese di 37 anni. Questa mattina lo abbiamo sentito. C'è l'insoddisfazione generale nei confronti di questo sistema. Questo è un errore che hanno fatto i partiti di regime a non aver capito questo in tempo, quindi hanno pagato per questo. E stanno facendo un altro errore, che è quello di sottovalutare il voto alla Lega. Lo stanno condannando come voto di semplice protesta. Non è vero, stiano attenti, perché c'è uno zoccolo duro ormai acquisito che crede nel federalismo e si batte per questo, quindi devono stare attenti a non fare anche il secondo errore, perché sennò pagheranno ancora più duro alle prossime elezioni. Quindi secondo lei questo voto non è un voto di protesta, ma è un voto di fiducia? C'è una componente sicuramente di protesta da parte della gente, ma credo che molti hanno capito le nostre proposte. È un voto di fiducia, come dice lei, che dobbiamo stare molto attenti a ripagare proprio con la fiducia che ci è stata data, quindi impegnandoci a servire i nostri elettori e non a sfruttare questa situazione. Dai neoeletti ai suoi elettori, tra i comuni dove il partito di Bossi ha totalizzato quasi il 30% dei voti, c'è Santa Lucia di Piave, che abbiamo scelto a mo' di campione per un breve viaggio tra la gente. Qui da ieri la Lega è il primo partito. E che spiegazione dà lei a questo fatto? La gente è stanca dei partiti tradizionali. Siamo qua alle porte del 93, col mercato libero, con tutto quello che ci va dietro, e vogliamo fare 3 repubbliche in Italia? È una roba che non so neanche come la facciano a pensare. Il fenomeno del leghismo è un fuoco di paglia o è destinato a durare? Riusciranno a essere abbastanza furbi oppure alla fine si tornerà ai partiti tradizionali o a qualcosa di diverso ancora? Io credo che si ritornerà ai partiti tradizionali rinnovati e quindi servirà sicuramente a cambiare. E non credo che perderà tanto facilmente terreno subito, probabilmente verrà ridimensionato una volta successiva se questo terremoto porterà a un peggioramento a livello nazionale. I giovani hanno votato Liga perché sono, diciamo, insoddisfatti dei partiti che ci governano adesso. Beh, se non altro, io cambia un po'. Niente, partito che non mi piace.